Un esposto alla Procura della Repubblica di Agrigento è stato presentato dall'Associazione di Consumatori che fa riferimento all'Associazione Nazionale della CISL, la di Consum. Il responsabile di Agrigento a tutela dei consumatori, Giuseppe Bosciglio, afferma in una sua nota stampa che va preso da continue segnalazioni e lamentelli dei residenti di Agrigento in località Villaggio Mosè, nella via Leonardo Sciascia e zone limitrofe, che i predetti residenti sono protagonisti da diversi tempo di una pericolosa quanto paradossale situazione, atteso che a causa del malfunzionamento della rete fognaria della zona, le acque maleodoranti che correttamente dovrebbero arrivare all'impianto di depurazione preposto vengono bypassate, inquinando sottosuolo e area sovrastante. È indubbio che il suddetto inquinamento si configura estremamente dannoso dal punto di vista sanitario e ambientale, in quanto espone i residenti della via Leonardo Sciascia e tutti coloro che frequentano la zona, nota come centro commerciale della città di Agrigento, poiché è ricca di negozi, supermercati, uffici, banche, hotel e B&B, a seri problemi olfattivi e a continue punture di insetti che sempre più frequentemente sono causa di preoccupanti problematiche di salute. A parlare del disagio vi sono anche i commercianti della zona, i quali ormai esasperati del silenzio che fa eco agli incessanti appelli, vedono le loro attività commerciali inevitabilmente compromessi dalla problematica evidenziata. Alla luce di quanto esposto, la di Consum CISL ha provveduto a esporre formale denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Agrigento, richiedendo espressamente l'accertamento di inadempienze e delle relative responsabilità. Sul tema abbiamo sentito il presidente dell'ATI Idrico Lotà. Anche per questo problema fondamentalmente è quello della depurazione. Noi l'altro giorno come delegazione del Consiglio direttivo dell'ATE siamo stati a Roma a parlare col commissario governativo, il professore Rolle, dove abbiamo sollecitato, perché ci sono alcuni finanziamenti già esistenti da alcuni anni che erano stati commissariati prima dalla Regione, mentre ora il Governo ha commissariato la stessa Regione affidando al professore Rolle il controllo e il coordinamento delle opere di depurazione. Noi abbiamo detto a Chiaretta che a noi urgono immediatamente che siano messe in moto le gare di appalto per l'assegnazione soprattutto del depuratore di Villaggio Mosè, che poi coinvolge questa vicenda anche di Favara, e altre opere di Posciacca ed altre. Noi seguiamo giornalmente l'iter di tutte queste vicende. È chiaro che in questa situazione c'è necessità di una grande responsabilità, ma anche di un grande coordinamento da parte della Regione e da parte della Regione specialmente per dare priorità a opere che da molto tempo, mi riferisco ad alcune depurature, hanno bisogno di interventi strutturali e non di interventi così di manutenzione anche straordinaria. Grazie Presidente, è troppo gentile.